Ben ritrovati a Cattolici Dintorni, la rubrica di informazione e cultura dell'Università Cattolica che da questo venerdì torna nelle vostre case per raccontarvi il mondo dei nostri studenti ma anche le iniziative e le ricerche realizzate dall'Ateneo di Via Trieste. Apriamo la puntata di oggi con un video sulla sfilata di moda di bianco vestita, un omaggio al latte, alla fibra di latte e all'ideale della donna degli anni 30, proposta e realizzata dal laboratorio di organizzazione di eventi nel campo della moda coordinata dal professor Dario Polatti. Vediamo insieme il servizio. Professor Polatti, anche quest'anno un grande evento della moda realizzato con la collaborazione degli studenti. Parliamo un po' del tema di quest'anno, che è un tema ecologico di grande attualità. Sì, diciamo che ogni anno il laboratorio cerca di rappresentare tematiche sensibili all'opinione pubblica. Abbiamo pensato che il tema dell'ambiente e della salute sia un tema che riguardi tutti e quindi dall'ambiente alla salute al latte, da lì è partito un progetto con la centrale del latte come sponsor e ci ha aiutato a realizzare, diciamo, gli abiti in fibra di latte, e quindi abiti scoperti negli anni 30 e quindi abiti realizzati dalla sartoria Lidia Varetto di Brescia, omaggiati dalla sartoria, su tessuti in fibra di latte, forniti gratuitamente dalle tessiture. Uno sguardo al passato, alla moda degli anni 30, ma anche al futuro. Sicuramente, diciamo che il passato rivive attraverso l'attualizzazione del presente, quindi sono abiti realizzati appunto in stile anni 30 ma attualizzati col vivere dell'oggi, sono fitting, sono delle modellature che sicuramente richiamano i codici estetici degli anni 30 ma sono più attuali, più attualizzati, perché la moda è attualità. E com'è stata la collaborazione degli studenti? Sì, c'è una borsa di studio offerta dall'Associazione Distretto Calza e Intimo di Castelgofredo che sarà appunto destinata ai migliori studenti selezionati tramite un concorso che dimostreranno dal punto di vista estetico e creativo la nuova fruizione della calza, il nuovo linguaggio di vestire la calza con i nuovi materiali e le tendenze. E questi abiti cosa ne farete? Questi abiti saranno venduti e battuti ad un'asta di beneficenza entro fine anno in un evento appositamente dedicato e verranno destinati ad una causa sociale che l'università deciderà. Silvia e Michael, voi avete partecipato al laboratorio di organizzazione di eventi nella moda del professor Dario Polattico. In modo particolare cosa vi siete occupati? Ci siamo occupati di realizzare vestiti fatti col latte, ovvero tratti dalla caseina, e infatti questa è una novità proprio per mandare un messaggio ecologico a tutti, quindi si vuole sensibilizzare e proprio per questo sfidano anche dei bambini, proprio per una generazione, come esempio di una generazione futura, e quindi che porti questo messaggio, il messaggio ecologico per un mondo migliore, per un mondo più pulito. A livello organizzativo invece tu, Michael, cosa hai fatto? Allora, diciamo che ho potuto seguire il servizio fotografico e il progetto grafico stesso della sfilata, ma allo stesso tempo è molto emozionante il fatto di stare nel backstage, a dover correre dietro alle modelle, insomma vestirle e poi dopo farle uscire in tempo sul palco. Comunque è tutta un'atmosfera molto tesa, diciamo, e comunque abbiamo avuto modo di poterci occupare di tutto l'evento, insomma, dall'inizio alla fine. E quali sono le difficoltà che avete riscontrato nell'organizzare questo evento, un grande evento questa sera? Le difficoltà maggiori è stato il fatto di coincidere un po' tutto, il fatto delle modelle, i vestiti, che sia tutto perfetto, pettinate nel modo giusto, perché bisogna ricordare che è una sfilata anni 30, proprio perché la fibra di latte nasce appunto in quegli anni, quindi sarà tutta focalizzata su questi anni, quindi abiti, quindi anche una ricerca culturale che noi ragazzi ci siamo fatti su questo evento.
Come fare a prendere appunti in modo preciso e veloce, come imparare ad apprendere le nozioni, lo ha insegnato un corso di metodologia allo studio proposto alle future matricole dall'Università Cattolica. Ascoltiamo qualche consiglio da Fabio Di Tullio, coordinatore dell'iniziativa. Dottor Fabio Di Tullio, ci può spiegare brevemente in che cosa consiste il suo metodo? Sì, in realtà non è un mio metodo, è condurre gli studenti a diventare consapevoli di come fanno a studiare, capire le modalità, le motivazioni eccetera e modificare da soli, quindi autogestirle, diciamo così. Quindi più che un metodo è una consapevolezza. I metodi poi sono tanti e ogni studente raggiunge il proprio. Noi forniamo una serie di indicazioni di massima, diamo anche alcune indicazioni precise che sono dei consigli che poi ognuno deve adattare a se stesso e poi diamo le indicazioni su come misurare il risultato da parte dello studente già mentre sta preparando il corso, sta preparando l'esame, sta seguendo le lezioni eccetera. Quindi è importante che ogni studente personalizzi comunque i consigli che lei dà a tutti. Sì, e diamo anche le indicazioni di come personalizzarli. Noi diamo un'indicazione molto importante che è quella di lavorare con gli altri e di aiutarsi a vicenda a personalizzare. Quindi la collaborazione con i compagni di corso, che secondo me sono una delle risorse più importanti che gli studenti hanno, questa collaborazione permette anche di vedere come studia il mio collega, come studia la mia collega, di scambiarci le modalità, di verificare per chi funziona di più, per chi funziona di meno. Anche fare esercitazioni di gruppo, simulare insieme gli esami, fare insieme le esercitazioni, vedere uno cosa ha fatto rispetto all'altro, scambiarsi, tutte queste cose. È un lavorare insieme dove lo studio di gruppo è un pezzetto. Questo lavorare insieme mi dice proprio cos'è l'università, una communitas in cui ci sono gli studenti prima di tutto, poi anche i docenti, se no magari si offendono, in realtà sono importanti anche loro, però gli studenti danno proprio quell'ambiente, diciamo contatto con la trasmissione di come si fa a studiare che aiuta tantissimo, che costruisce lo studio di ognuno. Lo studente a casa propria, nella sua stanzetta, che sta davanti al libro e che vede tutto questo un po' grigio magari, riesce a combinare poco, si intristisce, invece con i colleghi dentro l'università può rendere molto di più. Può dare qualche consiglio alle matricole per preparare un esame comunque in modo efficiente? Sì, intanto prima di tutto il consiglio più banale è quello di seguire le lezioni, partendo però, questa è un'indicazione che diamo al corso fin dall'inizio, da che obiettivo io ho, tenendo conto che l'obiettivo è l'esame. Cioè fin dall'inizio, direi prima della prima ora di corso in aula, sapere che cosa sarà l'esame, come è fatto, in cosa consiste, eccetera, anche andando a guardare degli esami dei corsi precedenti. In questa maniera io so che cosa mi aspetta e mi posso tarare esattamente su quello che mi aspetta. E da questo cominciare la mia preparazione e poi procedere. L'altro consiglio è guardarsi subito intorno alla prima ora di lezione e vedere quali sono le persone con cui posso collaborare, costruendo quello che io chiamo un gruppo informale di lavoro di 3 o 4 studenti, in cui poi ci scambieremo il come si fa, ci aiuteremo a vicenda, faremo molte simulazioni. Direi che il filo rosso è stare in università a seguire le lezioni. Si apprende molto di più parlando anche informalmente col mio collega di cosa abbiamo fatto oggi per mezz'ora che stare a casa propria su un libro, forse a studiare, per 2, 3, 4 ore. Quindi questo stare in università con gli altri colleghi, il capire bene quali sono i miei obiettivi, cosa mi chiede il corso, mi aiuta tantissimo. E ora parliamo di pace e di conflitti internazionali, temi ampiamente indagati nel libro Fare pace, la comunità di Sant'Egidio negli scenari internazionali, a cura di Roberto Borozzo della Rocca. Ne parliamo con il responsabile delle relazioni internazionali della comunità di Sant'Egidio. Dottor Giro, lei è responsabile delle relazioni internazionali della comunità di Sant'Egidio. Quali azioni svolgono i vostri rappresentanti nei diversi paesi del mondo dove siete impegnati? Innanzitutto va detto che la comunità di Sant'Egidio è presente in 70 paesi con le sue comunità, tutte composte da gente del luogo che si occupano innanzitutto dei poveri, e sono comunità ecclesiali, quindi sono comunità di preghiera e di azione sul terreno con i poveri e i più sfortunati.
Nella nostra attività internazionale, le nostre attività si svolgono in particolare su 2 livelli, quello della risoluzione dei conflitti nelle crisi, e in particolar modo in Africa, e quello del dialogo interreligioso e interculturale, questo anche negli altri continenti. Quindi noi siamo presenti laddove ci chiamano, oppure siamo stati coinvolti in qualunque funzione per aiutare nel dialogo politico e nella risoluzione dei conflitti, in particolar modo nel continente africano, ma non solo. Spesso le vostre azioni hanno successo, come documenta un po' anche questo libro che presentiamo questa sera. E a cosa è dovuto la riuscita di questa vostra attività? La nostra è un tipo di facilitazione e di mediazione della società civile. Noi ci siamo resi conto, soprattutto alla fine della guerra fredda, che si è aperto uno spazio per la società civile in modo da poter lavorare in sinergia con le istituzioni governative o anche con le istituzioni intergovernative internazionali, le agenzie internazionali, per esempio l'ONU, per risolvere i conflitti, che in genere sono conflitti interni, conflitti quindi di tipo diverso da quelli a cui eravamo abituati, come vediamo e poi conflitti che possono durare a lungo. Sant'Egidio si configura come un'organizzazione della società civile, in questo caso basata sulla fede, come dicono gli anglosassoni, faith-based, però ci possono essere anche altre entità che proprio per la sua presenza sul territorio, proprio per la sua conoscenza da tanto tempo delle persone, anche dei soggetti, dei protagonisti, può aiutare alla risoluzione dei conflitti, e questo è quello che noi cerchiamo di fare. E quali sono le difficoltà che maggiormente incontrate nel lavorare in queste situazioni? Le difficoltà sono di diversi tipi. Una prima e poi importante difficoltà è quella di riuscire ad accedere ai protagonisti del conflitto. Ogni volta che bisogna trattare un conflitto bisogna arrivare fino a chi lo ha deciso, chi lo combatte, a chi è veramente il protagonista. Un altro tipo di difficoltà è quello che dicevo prima sulla sinergia tra istituzionale e non istituzionale. Questo è difficile, non sempre è automatico. Poi ci sono le difficoltà ovviamente legate a una mediazione in se stessa, cioè bisogna avere non solo quella professionalità ma anche quella pazienza, quel saper gestire il tempo necessari per sintonizzarsi con le ragioni del conflitto, anche perché se nessuno ha ragione in una guerra, tutti hanno o credono di avere le loro ragioni che vanno comprese. E in Italia invece che tipo di attività svolgete? In Italia la comunità esiste dal 1968, è nata a Roma, adesso è sparsa al nord, al centro e al sud. Le attività in Italia si conoscono, sono in particolare attività di tipo sociale, di lotta contro le ingiustizie, per i diritti, di accompagnamento dei poveri, un grosso lavoro con gli anziani, con gli immigrati, con gli zingari. Tutto questo fa della comunità una delle realtà più significative a questo livello nel nostro Paese. La nostra puntata termina qui, ucat.it, per rivedere i nostri servizi. Grazie per essere stati con noi, a venerdì alle 20:30.